Le preghiere di guarigione insegnate dalla Madonna di Medjugorje. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di quanto accaduto a Medjugorje il 30 dicembre del 1981. Quel giorno vi fu a Medjugorje l'apparizione della Vergine Santissima. I veggenti le chiesero di guarire coloro che si trovavano lì radunati affetti da diverse malattie, da diverse patologie. La Vergine Santa allora iniziò a dire 2 preghiere potentissime di guarigione. La prima è il Padre Nostro, un Padre Nostro che ella recitò con tutto il cuore. Iniziamo queste preghiere di guarigione proprio con la recita del Padre Nostro, così come ha fatto la Santa Vergine. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La seconda preghiera di guarigione insegnata dalla Madonna di Medjugorje in realtà non è una preghiera, si tratta di un canto. Il canto in questione è Regina del Santo Rosario. La Madonna, infatti, nel corso di quell'apparizione, dopo aver recitato il Padre Nostro, iniziò ad intonare, a cantare a cappella proprio questo canto, Regina del Santo Rosario. Nella slide che sta per venire ho riportato il testo di questo canto, per cui chi non se la sente o non vuole cantarlo può benissimo leggerne il testo. Regina gloriosa del Santo Rosario, qui raccolti davanti a te. Volgi lo sguardo pietoso
Carissimi, vi ringrazio per aver cantato con me o per aver semplicemente recitato questa magnifica preghiera. Cerchiamo di recitarla magari al termine del Santo Rosario, ogni volta che ci sentiamo di rivolgere un pensiero speciale di invocazione e di benedizione alla Vergine Santa. Io vi lascio, vi ringrazio di essermi stati vicino con la preghiera e vi do appuntamento al prossimo video. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.